Partita cominciata. Recupera bene Ragusa che va alla conclusione, però due volte, poi alla fine Alves che spedisce fuori. Raguti e poi l'assist a cercare Dalmaz, spalla alla porta, serve un buon assist a Guti. Si è incaricata in palla per Pernazza, il destro, la parata di Di Biase. Ottima iniziativa di Pernazza, così come la risposta del portiere. Pernazza a scambiare con Taina, cerca di andare fino in fondo. Taina, c'è la fischiata arbitrale. Accanto Di Biase, sull'altro palo invece Filomena Otmani. Va Taina e il gol da parte di Chiara Pernazza. Va bene così, anche perché l'abbiamo detto, queste sono due squadre che per tanto grande parata e la conclusione a rete della città di Falconara che pareggia i conti. Dalmaz, spalle alla porta, va Dalmaz all'assist, provvidenziale Alves, serve Peghe, va Peghe e poi libera Dalmaz che si invola. Dalmaz, la palla che accarezza la linea di porta. Passaggio tra le due giocatrici si era fatto molto pericoloso. Brava qui Otmani a servire Alves, peccato, brava Falconara a triplicare la giocatrice di Ragusa. Nona qui, murata dalla difesa ragusana che poi si invola in contropiede, palla per Otmani, il destro, l'uscita e la parata di Di Biase. La formazione ospite, questa è una buona azione per Falconara con la numero 9. L'azione di Ragusa con Rebe che si fa soffiare il pallone un attimo prima della battuta, poi il contropiede di Falconara sul quale Nagy fa letteralmente il miracolo. E questo è il portiere di qualità che non manca a Ragusa e torna in panchina, probabilmente una sofferente Alves. Qui Rebe sfiora letteralmente il palo. Attenzione, azione pericolosissima. Rebe, scusate, spalla alla porta, il tacco per Otmani. E adesso c'è il gol delle avversarie. Eccola qui l'opzione del portiere di movimento. Lo ripetiamo, Falconara ha 5 falli di squadra, quindi potrebbe addirittura Ragusa battere i liberi qualora subisse fallo. Gli ultimi 2 secondi, solo un miracolo per questo possibile pareggio, così non è. Vince la città di Falconara per 2-1.